Scatman's World. Siamo al Criterium del Delfine, il Criterium del Delfinato. Siamo già alla terza tappa perché le prime due tappe sono tappe per velocisti e questa è una cronometro a squadre, quindi anche questa la andiamo a simulare, ragazzi. È un inizio diciamo per i velocisti, poi chiaramente inizierà anche la nostra. Diciamo che abbiamo una forma, come potete vedere, come siamo arrivati, beh dai, non male, adesso siamo ottavi nella generale, Fabiano Garau, che penso sia uno generato, è primo, perfetto, che sono tutti quanti, no, qualcuno è generato, qualcuno no, vabbè, comunque questa è la forma mia, ancora positiva, dai, e niente ragazzi, adesso penso che iniziano le tappe, quelle per me, sarebbe bello vincere anche questo qua, perché il criterio del delfinato è importante, prima del tour, noi il tour non lo facciamo, lo prendiamo a fare i campionati nazionali, poi ci prepariamo alla grande per la Vuelta, per la tripla corona, tappa numero 5 del criterium del delfinato. E adesso vediamo cosa riusciamo a combinare. Ma perché 99, scusa? Oh, ma sei stronzo. Ecco, bene, piccolo vaneggio. Porca puttana, qua un po' sprecato di energia. Non so perché perché mi ha dato 99. Bene. Betancourt, ragazzi, parte Pierre Rolland. C'è anche Albertino Contador. Vai. No, non siamo in una forma eccezionale. Ho pagato molto in questa salita qua. Ho pagato veramente molto. D'altronde dopo la vittoria del giro ci sta. È finita da poco. Non dobbiamo perdere contatto con i primi. Gallopen. Poi c'è anche Errada. Molto forte questo nostro. Dai, Comendino devi salire. Comendino devi salire. Abbiamo vinto anche la Parigi-Nizza. Stiamo perdendo contatto purtroppo. Proviamo a fare la salita. Il Cume scatta. Scatta il Cume. Eccolo qua. Vai Comendone. Andiamo a riprenderci Carlos Alberto Betancourt. Eccoci qua. Scatta ancora Betancourt, incredibile. Mi riscatta in faccia subito Alberto Betancourt. Niente ragazzi, la sfida con i colombiani continua. È pazzesco, raga, è pazzesco. Ne ho sempre qualcuno che mi rompe i maroni. Adesso dobbiamo riposarci, ma arriva anche Albertino Contador, che anche se è calato molto di prestazioni, è sempre Albertino Contador. Abbiamo 30 secondi di vantaggio sul secondo gruppo che ha solo un corridore. Adesso inizia la discesona. Gran premio della montagna provvisorio, siamo primi, bene. Prendiamo la borraccia e andiamo. È un po' più veloce questa discesona. Stanno recuperando anche altri. È arrivato anche Martin. O Martin. Abbiamo quasi un minuto di vantaggio sul secondo gruppo. Non male, dai. È un po' veloci qua. Ok. Ok, prova a salire con Bentancur e Contador provano a scappare via. Ma Veneziano deve andare avanti al suo passo. Attenzione ancora, però vanno su lo spagnolo e il colombiano. Ma secondo me hanno sbagliato. Gel energetico per Veneziano. Devo alzare i giri del motore. Il Cume deve alzare i giri del motore. Eccolo qua. Eccolo qua il Cume che alza i giri del motore. E adesso il Cume scatta. Il Cume scatta adesso, signori. Il Cume scatta adesso. Beffa tutti. Qua sulla salita del Pralup. Vai Cume. Dai, regalaci la vittoria. E il Cume se ne va in maniera scandalosamente figa. Il Cume se ne va in maniera scandalosamente figa. Prova l'attacco finale. Attenzione però, 40 secondi. Il vantaggio c'è, ma sta morendo. Attenzione, sta morendo adesso. In una fase non bella. Ma il Cume forse ce la porta a casa. 47 secondi, Contador non ce la fa. Albertino non ce la fa. E Veneziano va a vincere. Yes! Sono in una forma mondiale, ragazzi, Pensavo di aver perso tanto qua e invece
Mamma mia, che cume, signori. Fa quasi paura il cume, fa quasi paura. Posso puntare anche ai titoli nazionali, eh. Cume sontuoso, signori. Cume sontuoso. Adesso vediamo la classifica. Vediamo un po'. Ho quasi un minuto al secondo, penso, eh. 1,7 infatti. No, 3,10, attenzione, ma l'hanno perso tantissimo nelle altre tappe. Ciao, Fioi. Qua mi porto a casa anche il Criterium. Se non faccio cagate. Mamma mia, sto vincendo tutto, ragazzi. Signori, che ragazzi, purtroppo mi crasha più volte sta tappa, ogni tanto lo sapete che capita, devo simularla, il problema è che è una tappa pesante, nel senso una tappa di montagna altissima, ora che avevo un bel vantaggio, però non ci voleva sta storia. Per fortuna, anche nella simulazione andiamo a vincere, siamo proprio fortissimi allora, eh. Siamo proprio fenomenali ragazzi, perché se riusciamo a vincere col simulatore. Se è così. E niente, anche il criterium è nostro. Purtroppo certe tappe crashano a random. Ma fra 2 giorni, se lo registravo tra 2 giorni non andava bene, è così ragazzi, è l'unico diciamo, difetto di questi manageriali qua di Pro Cycling. Guarda che caldo che la fioi. Ora avevo un vantaggio, guarda che forma che ho, adesso puntiamo ai campionati nazionali, poi a sto punto ragazzi simuliamo anche questa, perché tanto non abbiamo più di 5 minuti di vantaggio, dai è vinta, è vinta. C'è poco da fare, siamo troppo forti. E vinciamo anche questa ragazzi. 4 minuti e 10 su Contadori, abbiamo massacrati proprio. Allora ragazzi, adesso nel prossimo video faremo vedere i campionati nazionali. Dopo Tour di Bologna e Vuelta nel prossimo video. Vabbè raga, un saluto dal comandante veneziano, presto anche Pro Cycling 16, che sta aspettando fra un po' esce il pack ITA. Ciao!